dentro Renato.
Pronto? Pronto? Sì. Un po' di corda. Con la prima fila dove si sta? Di solito vada, dipende dal ghiaccio. Però, no, dai. Allora, primo Tegedè, Ah, ok. ecco, fatta la sede, allora il primo giro vieni già. Quello che fate, chi è che ha un gancio per bala con nessuno? Non hai gancio per bala. Had this with me out. Qualcosa da parte e riesci a scalarlo, quotidianamente non possiamo dare un gancio. Davvero? E cioè uguale? La gente ha un turismo di fisica, per cui sarebbe tendenzialmente più intelligente. Lo sciatore ma non la vita che abbiamo parlato i problemi li abbiamo, ti ricordi? Cioè li abbiamo fatti le riunioni. Allora, uno tutti insieme dice ma sì.
Uno dei più bei borghi d'Italia, questo qua, per conto Mico a Neve è veramente il più bello che sia. È il filmatore nato, i Serai di Sottouda, uno dei più bei borghi d'Italia, sulle Dolomiti. Morbida. Che robini il video sono. L'ha capito, l'ha capito. Centro! Vieni tutto al centro! Ma fa via così! Aspetta un attimo, come ci sta fa? Un paio che mi sono regalati alla guida più molto bella, molto bella. Vabbè, dai. Erano guardi 15 euro per terra, guanti da lavoro, impermeabili, da precisione. Guardi, 15 euro quanto. Noi siamo dopo! Abbiamo già provato un altro paio di impermeabili che sono caldo, sempre da lavoro, per una 10 euro.
Anche tu, grande Vito!
Caro. Allora, visto considerate che abbiamo le cose latte, Bye bye. Hallo. hier was auch
Giusto. Allora mi fare così. Ah sì. Va bene, perché... Ciao. Ciao, buongiorno.
una settimana per terminare la strada in parte. Para che il percorso che fai spesso, io il finale, arrivare una venuta che la funziona. Buongiorno. Vado al percorso, torno a casa, una poi in via di campi e il finale. No, d'estate devo fare due volte, anche la casa era di suocera, era via da Stiamo arrivando a Maiga Ciapella, dove c'è la funivia per la marmolada a 3003 e tanti. Sta nevicando. Un abbraccio forte a tutti i miei amici di Facebook, di Twitter, di YouTube e di Google+. Con stima e ammirazione dal filmatore nato. Grazie a tutti di seguirmi e di esistere. Grazie. No, solo che salute va. Infatti sono andata fuori di casa, però mi sono messa l'obiettivo di arrivare a certi lavori. Ho detto se arrivo qualche ora l'Axi, mi do il premio, ora me lo e infatti così l'ho fatto, ma mi sono andata fuori, proprio respirando a fondo. Lo sai come sono tutti? Non lo so. Aspettiamo. Sei il primo? Sì. Guarda, aspettiamo un attimo qualcuno. Si va nel bosco, Ah. sempre dritti. Trovate una pizzeria che fanno la pizza buona e anche le marmellate più buone d'Italia. Ecco, benissimo. C'è l'indicazione che d'estate è aperto praticamente i formaggi, la malga. Ah, è una malga. Come si chiama? Non mi ricordo adesso. Ma è scritto lì. Ah, Bar Morbin, là vicino è. è il Morbino. Bar aperto, 800 metri, poi ci vediamo. Infatti abbiamo trovato che la neve qua, che nevica. Nevico Un panorama unico, bellissimo. Qua siamo quasi a 1500 metri, comincia a nevicare. Siamo a Maiga Ciapella dove si prende la funivia per la marmolada, eccola lì, sì. Sì. E adesso qua andando. Ma questo che andate avanti è un posto meraviglioso, unico. Vedrete, andate proprio nel bosco, è stupendo.
Per me questo è uno dei borghi più belli d'Italia, non ce ne sono. Il Serai sotto Guda è una cosa meravigliosa che regala sempre un'emozione unica. Io sono felice di fare queste riprese per tutti i miei amici che mi seguono. Pensa a te, con tutta questa neve che ha nevicato anche questa notte e sta nevicando anche adesso, è meraviglioso. È uno dei più bei posti delle Dolomiti qui, veramente bello. Trainato non so, da una mucca la mamma. Finalmente siamo proprio arrivati a Malga Ciapella. Questo è il ristorante bar e taverna della Malga Ciapella, bellissimo, con panorama unico, e qua ci sono tutte le indicazioni: agriturismo, campeggio, rifugio Falier e Malga Ombretta, meraviglioso, campeggio e bar è aperto, fanno una pizza meravigliosa, buonissima, le marmellate più buone del mondo le trovate qui.
Stiamo proprio arrivando dove parte la funivia che va proprio alla Marmolada, che da Malgacapella, da 1450 di altitudine, va a 3003 e tanti. Sta nevicando bene, un panorama unico e un'emozione unica. Ci sta anche qua di poi Ti devi regolare il piede. Ma non ve le hanno date le stesse? Qui vediamo la funivia in azione che sta andando in Marmolada. Si deve prenderne 3 per arrivare ai 3003 e tanti. Che spettacolo unico, meraviglioso. Io che riprendo in un'emozione unica. Fino a 2 ore fa che io mi ero fatta l'idea che avevo mangiato in una baita. Anch'io non potevo non gustare. È come andare sulla una furna. Ma non potevamo scegliere, non c'era un percorso. E questa sta scendendo invece, a Malgacapella. L'altra non si poteva più vedere perché sta nevicando in nuvolo. E adesso sta entrando in gabina, cioè nella sua sede, la gabina della Filovia. Uno spettacolo unico, eccolo, per tutti voi appassionati di YouTube, di Facebook, di Google+ e Twitter, del filmatore Renato, che ho fatto una ripresa con tutta la mia passione, con il mio amore caloroso che ho per tutti voi. Grazie di esistere. Esattamente, ho detto 3003, no, esattamente arriva un po' più o meno, si parte da 1450 e si arriva a 3265 metri e lì c'è la Marmolada. Per tutti i sciatori. Il mio grande amico Gianmarco Bagutti deve venire, tanto vi faccio salutare tutti i sciatori qui della Marmolada, vedi, da Malgacapella. Deve venire a sciare qui il grande Gianmarco, se non è mai venuto in Marmolada, perché merita. Si prende 3 funivie, 3 se ne prende
e praticamente si arriva all'ultima a 3265 esattamente, abbiamo letto prima. Sulla seconda, che 3000 deve essere, e c'è anche la storia della guerra, museo, ma è bellissimo qui. Però d'inverno merita perché quella neve e i Dolomiti sono meravigliose, uniche. Stanno sciando, che meraviglia vederli, troppo bello.
secondo. No, dal dinismo. Aspetta, ancora. Un'altra parola è 3G per dire Butto su a letto. Dai, bravo, cavolo. cosa vuoi fare? Perché io ho fatto la classe, sì, perché io faccio, vado su, magari ci sarebbe più quello che dopo aver fatto sicuro. Perché le ragazze sono tanto appunto scusate. Io sono stata quella che appunto me l'ha detto a me l'ha detto. No, perché io non abbiamo così. Io Non ti rispondo vetro. Tu arrivi a manca la sua, l'inverno è chiusa. Dritto può essere a sinistra.
Ma guarda, ho tentato la prima che non provato. Povero ragazzo, veramente così non fa. Stiamo arrivando alla pizzeria. Qui si mangia una pizza meravigliosa e delle marmellate di formaggi, però le marmellate sono uniche al mondo, hanno preso la medaglia d'oro. Venite a visitare questi posti perché Serai di Sottouda sono meravigliose e anche Malgacciapella. Senz'altro che d'inverno è fantastico. Un panorama di un'emozione unica. Adesso sta nevicando veramente bene. Infatti abbiamo iniziato dalle 10 alle 2, poi non vuole stare rispondendo. A tutti voi appassionati di YouTube, di Google+, di Facebook e di YouTube che mi seguite con tutti i miei video, venite di persona qui a visitare i Serai di Sottouda e Malgacciapella, è veramente bellissimo. Però vi consiglio d'inverno, come sono venuto io, anche d'estate è bello col trenino, però d'inverno è un panorama unico che merita veramente. Ieri sera sai che cazzava una bestia, no? Ma non vedo, c'è scritto 2 ore e mezzo da qua.
ufficiale, cazzo. Qua non so, amore, cosa me ne abbia a vedere. Ma secondo me vediamo dentro cosa più sprea secondo te? No? Ma non so cosa No, si li mette qualcosa di più. Lo so io. bello. Dai. E siamo arrivati al bar El Morbin. Qua trovate le marmellate più buone al mondo, i formaggi di Malga spettacolari, una pizza veramente buonissima. Vedete? Pizza. Ciao badata. Amore! Quotidiano di informazione cinematografica, una produzione Top Ten Group. E su iVid.it trovi tutti i trailer a portata di click. Eccoci qua, siamo arrivati alla pizzeria. È già classico, è già capito. Siamo avvolti dalla neve. Che meraviglia! Sta nevicando veramente bene, è uno spettacolo unico. E qua siamo arrivati. In senso naturale perché sono proprio 100% succo di mirtillo. Voi cosa bevete? Un succo también magari. Sì.
Pesca più di fomi. Ho mangiato un caffè qua.
Che stupendo, Madonna. Meraviglioso. Che meraviglia questo posto, siamo nel bosco, tutto innevato, vicino alla Marmolada, è un'emozione unica riprendere qui.
fare con praticamente all'interno di sera dentro la sera e alle riunioni potevi fare sai un impegno sera più a casa dell'altro.